Monologhi, poesie, letture e riflessioni. Gli attori agrigentini raccontano le diverse forme di violenza sulle donne. Così l'ECS ieri al Circolo Empedocleo in via Atenea ha voluto omaggiare il 25 novembre con uno schiaffo all'indifferenza. Abbiamo avuto l'idea, ho avuto l'idea, parlando con alcuni amici venerdì, di dare anche la nostra voce per fare capire che il mondo del teatro agrigentino c'è nella problematica della violenza sulle donne, vuole fare sentire pure la sua voce e abbiamo deciso che per oggi, 25 novembre, ci univamo al coro di dire no, basta a quella che è la violenza sulle donne. Purtroppo è un qualcosa che ci portiamo dietro culturalmente da tantissimi anni, è stato fatto molto a poco, ma ancora ci sarà tanto e tanto da fare. Noi diamo il contributo minimo ed è una goccia in un mare, ma tante gocce poi possono fare tanto. Per questo dico, cerchiamo di dare il massimo, di parlarne, cercare di fare prevenzione, di fare capire che è sbagliato un comportamento e che purtroppo la violenza genera violenza. È la cosa più bella, amarsi, volersi bene e rispettarsi l'uno con l'altro. Non si è più forti quando si danno legnate, non si è più forti quando si danno calci, non si è più forti, ma si è piccoli e meschini. In cui gli uomini devono riflettere, devono solamente uccidere di baci le donne e mai con i coltelli. Devono pensarci prima di dare uno schiaffo, prima di cominciare le invettive contro di loro.